I vigili del fuoco, la protezione civile continuano a scavare nella fanghiglia con le pompe idrovore, a svuotare vasche e laghetti che si sono formati a monte lungo la vallata. Siamo al 7° giorno di ricerche della 38enne mamma Marianna Bello. I soccorritori continuano a perlustrare il percorso fino al depuratore. Non molto lontano, negli scorsi giorni, sono stati ritrovati il portafoglio, la scarpa, la borsa, i documenti, il telefono cellulare, e nello stesso tracciato, in mezzo al fango, è stato recuperato anche un pantalone. Forse si tratta dello stesso capo di abbigliamento che la donna indossava quella maledetta mattina. Ieri pomeriggio a Favara, intanto, nel centro di coordinamento di Violanda, si è tenuto un vertice presieduto dal prefetto di Agrigento Caccamo, alla presenza del comandante dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del questore, del responsabile della protezione civile agrigentina, dove si è fatto il punto sulla situazione. Tra le novità dell'ultima ora c'è anche il coinvolgimento della Guardia Costiera con le proprie unità navali, che perlustrerà il litorale agrigentino, a cominciare dall'Arma dei Carabinieri. Quindi l'arrivo dalla Toscana di una speciale squadra cinofila di cani dell'Arma dei Carabinieri addestrati per le ricerche in acqua. Lo Stato conferma così una ricerca che sta diventando dura, difficile e estenuante. Prefetto, un incontro qui a Favara dopo tanti giorni di ricerca, si fa il punto un po' della situazione, se ci può anticipare qualcosa? Oggi l'incontro qui a Favara segue tanti altri incontri che abbiamo fatto in prefettura, perché oggi il CCS si è voluto riunire proprio qui sul luogo dell'evento. Quindi abbiamo oggi fatto il punto della situazione, ma soprattutto il coordinamento di tutte le forze in campo. Quindi dopodomani interverranno anche i nuclei cinofili con cani molecolari provenienti dalla Toscana, quindi l'Arma Carabinieri ha dato pure questo ulteriore contributo. Quindi diciamo che le forze in campo sono variegate. Quindi si stanno concentrando le attività di ricerca per adesso proprio nella zona valle del depuratore. Ho parlato anche col comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle per far operare anche le unità navali, per fare anche un controllo lungo la costa, quindi sia qui nel Favarese fino a Licata. Questo è un po' per implementare sempre di più il dispositivo. Quindi diciamo che tutte le componenti del sistema provinciale di protezione civile sono state tutte quante messe in campo. Quindi continueremo così, sperando che le ricerche possano dare La speranza è l'ultima a morire, prefetto? Senz'altro, ma quello che mi preme rilevare è che le componenti del sistema di protezione civile sono state tutte messe in campo e tutte stanno operando congiuntamente. Ci sono anche i cani molecolari che stanno... Molecolari sono intervenuti anche da Catania con un gruppo cinofili della Guardia di Finanza e, come ho detto, domani partirà un'altra unità dalla Toscana, quindi dai Carabinieri, quindi saranno qui mercoledì mattina operativi nelle ricerche.